Finestre aperte al Tito Livio, il liceo classico del centro di Padova, e proprio su questo, sull'aerazione costante e continua dei locali e che puntano i genitori che chiedono al ministro di togliere le mascherine dalle aule scolastiche dal 1° maggio. Il governo deciderà dopo Pasqua, ma pare che l'intenzione sia invece quella di continuare a tenerle almeno fino alla fine dell'anno scolastico. Che cosa ne pensano i cittadini? Ecco cosa hanno risposto alle nostre domande. Mascherine sui banchi di scuola sono da tenere ancora all'università, secondo lei, anche dopo il 30 aprile? Secondo me sì, anche perché adesso stanno un po' aumentando i casi, assolutamente, almeno magari fino all'estate, che di solito i contagi calano. Sicuramente io al chiuso la terrei ancora un po' a lungo. Sulla scuola devo dire la verità, ho perplessità sul fatto che possa essere, trovo tanti vincoli nel fatto che i ragazzi, soprattutto quelli piccoli, possano perdere la capacità anche di poter vedere le espressioni del viso in maniera completa, e dall'altra sembra di capire che circoli anche con i ragazzi più piccoli, quindi devo dire che sospendo il giudizio. Secondo me sì, magari quelle più leggere, ma insomma non quelle ste qua. Per me sì, perché non è ancora finito niente. Penserei di sì, però bisognerebbe chiedere al comitato scientifico, non saprei. Io all'interno la tengo sempre. Certo. Sì, secondo me sì, ancora necessita. Quello che deciderà lo Stato per me è quello che va bene, che va fatto, perché ci vogliono dei tecnici per giudicare queste cose. Lei non pensa che ai bambini sia mancato però il sorriso delle insegnanti o i loro sorrisi? E sicuramente si fa un calcolo costi-benefici